Terza corsa, una prova per femmine di 3 anni. Non vincitrici di 1.500 euro nella carriera, sono in 11 dietro le ali dell'Autostart. La favorita è Electra Laxmi, Flavio Martinelli, con il numero 9. L'alternativa, la debuttante Elegant Wish, con Tommaso Gambino. 6 in partenza l'1 Enigmasi, Francesco Vierzì, 2 Ernestina Ral, Manlio Capanna, 3 Elegant Wish, Tommaso Gambino, 4 Evita Nobel, Lorenzo Baldi, 5 Elertama, Natale Cintura, 6 Esther DS, Davide Di Stefano, seconda fila 7 Escarlata, Battista Congiu, 8 STSL, Carmine Piscoglio, 9 Electra Laxmi, Flavio Martinelli, 10 Emily Mark, Daniele Cuglini, 11 Erba Luce, sì, Giorgio Cassani. Autostart che ha raccolto le partecipanti a questa terza corsa, entra in retta, accelera, si ritrae Elert Ama e si parte con la velocità da parte di Elegant Wish, facile al comando nei confronti di Evita Nobel, mentre al largo c'è Esther DS, partita bene dalla seconda fila Electra Lakshmi che è in seconda pariglia esterna. Terza pariglia per Estia SL che numero chiude allo 10 steccato Emily Mark, Ernestina squalificato. Rall, quindi ancora Enigma, sì. Per i 200 metri sono andati in 15,1 e Esther DS dà una bordata alla battistrada prima di sbagliare. Numero 6 Esther DSE, squalificato. Elegant Wish ha dovuto spendere un 30 per i primi numero 400 metri di corsa. Scarlata, squalificato. Per rimanere al comando. Seconda posizione allo steccato per Evita Nobel, in terza posizione Ernestina Rall. Si trova allo scoperto invece Electra Laxmi che si porta in scia sempre Estia SL, terza pariglia al largo per Erba Luce, sì. C'è stato un paletto lento, 16,8 per la curva di sinistra e al passaggio davanti alle tribune Elegant Wish cerca di risparmiare il risparmiabile dopo lo strappo iniziale 1-2-4 per la metà gara, 32,4 di seconda frazione. Avanza all'esterno Electra Laxmi portandosi sempre in scia STSL. Allo steccato invece alle spalle della battistrada Elegant Wish figurano sempre Evita Nobel ed Ernestina Rall. Il chilometro se n'è andato in 1,17,9 con l'attacco di Electra Laxmi ad Elegant Wish che replica per il momento. Tende a muoversi in terza corsia STSL, la retta opposta alle tribune passata in 15 con Elegant Wish in vantaggio, STSL che progredisce in mezzo alla pista. Allo steccato in attesa dell'open stretch c'è Evita Nobel che precede Erba Luce, sì, la piegata conclusiva con Elegant Wish che è ancora in vantaggio, Electra Laxmi tra i cavalli, STSL a largo di tutti, Evita Nobel che va di dentro, la retta d'arrivo con STSL che scatta a centropista su Elegant Wish, poi anche Elertama, passa STSL nei confronti di Evita Nobel di dentro, Estia SL che nel finale vince nei confronti di Evita Nobel, mentre per il terzo posto c'è lotta molto serrata e bisognerà andare dal giudice d'arrivo. Il successo è per STSL, Carmine Piscoglio, Andrea Sarzetto, colori della scuderia Valle Falconera, il successo della figlia di Love You e Tesia LB che con scatto secco nei 150 metri conclusivi passa e viene a vincere in maniera netta su Evita Nobel che è seconda. Per il terzo posto invece ci sono Electra Laxmi ed Elert Ama molto vicine, probabilmente Electra Laxmi ad aver salvato il terzo posto. La vittoria però è tutta per STSL, Carmine Piscoglio, Andrea Sarzetto, la scuderia Valle Falconera.